Ebbene sì, siamo in collegamento con tre personaggi, a dire straordinari e dire poco. Han dato un calcio alla pandemia, ma con una canzone bellissima, straordinaria. Gente bella. Lo diciamo tutti insieme? Gente bella. Allora, il primo colpevole, ma non lo so se in ordine veramente di merito, è Alberto Grollo. Alberto, quando è che ti è saltata questa, che si è accesa questa lampadina che potevate fare, scusa, io non c'entro niente, vi sto solo intervistando, che potevate fare qualcosa di positivo per dare questo famoso calcio al coronavirus? Innanzitutto ciao Bruno, ciao a tutti gli ascoltatori. Allora, la prima miccia, diciamo così, è stata l'aver saputo che alcune persone erano positive a questo virus. E la cosa in effetti mi ha abbastanza colpito e quindi così di punto in bianco sono scaturite delle parole, delle note che hanno cominciato a prendere forma. Dopodiché ho coinvolto una cara amica che nei miei processi così musicali, artistici in genere, è sempre presente, c'è Marina Carosi, la quale mi ha dato un po' di dritte su come agire, come fare, su come parlare, anche perché io più che altro so giostrarmi un po' con la musica, ma un po' meno con i testi e con le parole. Ovviamente poi la via importante è stata quella del coinvolgimento di Stefano e di Piero, che ognuno di loro in maniera così peculiare ha dato una grossa mano nella costruzione della canzone. Quindi Stefano, in quanto molto bravo con musica, con i testi e bravissimo cantante, e Piero dal punto di vista artistico e tecnologico come pianista arrangiatore, quindi hanno dato una forma molto importante e la forma definitiva poi della canzone. A questo punto è scattata poi la fase 2, diciamo, visto che ne stiamo parlando abbastanza in questo periodo della canzone, che è stata quella di contattare tutti gli artisti, gli amici, quindi ognuno di noi si è dato da fare per sentire e coinvolgere cantanti, musicisti. Il progetto è nato in questa maniera qua, quindi un progetto anche direi abbastanza complicato, un processo tutt'altro che semplice, perché poi ognuno di questi artisti ha dato il suo contributo con i telefonini, sia a livello video che a livello audio. Quindi poi è stato anche molto bravo Piero, che ha dato una versione molto, molto bella, molto hi-fi, diciamo così, della canzone. E allora sentiamo questi tre pazzi cosa hanno combinato. Gente bella, ve lo voglio raccontare. Dentro casa è un cielo. Ho imparato a volare. Non ho paura del mio pudore. Alla primavera non frega nulla del raffreddore. Ad ognuno la sua arte, Per poi ricominciare. per poter guarire. Mentre la terra ti fiorisce sotto i piedi. Per farti un po' sperare. Per non dimenticare che siamo Gente bella, gente bella, gente bella, noi. Gente bella, gente bella, gente bella, noi. Bene, allora
torniamo in diretta e torniamo a questi tre pazzi che vi ho presentato prima. In verità ve ne ho presentato uno, ha iniziato a parlare Alberto Grollo, ma c'è anche uno degli elementi più importanti, è Pietro Brovazzo, e poi l'altro è Stefano Dall'Armellina. Stefano Dall'Armellina lo lasciamo per ultimo perché è un monello. Adesso vorrei sentire da Pietro Brovazzo che cosa ha pensato quando ti hanno cercato di coinvolgere, ti hanno coinvolto in questo progetto. Sì, ciao Bruno, buongiorno a tutti. Mi sono fatto coinvolgere molto volentieri perché il progetto era interessante, l'idea era interessante, il periodo storico che stiamo vivendo sicuramente era importante per noi dare un contributo per fare qualcosa che fosse comunque non solo a livello artistico ma che avesse anche una certa simbologia. E quindi abbiamo cominciato a lavorare in questo pezzo e chiaramente la cosa non è stata per niente facile, perché raccogliere il materiale fatto con i telefonini, che normalmente non è prodotto da studio, riuscire a confezionare in una canzone, costruire tutto il pezzo con questo materiale non è stata una cosa facile. Certo, ci è voluto molto molto lavoro, però siamo secondo me riusciti a costruire un bel regalo per quello che potrebbe essere, diciamo, il messaggio importante per chi è rimasto in prima linea su queste cose, no? per chi ha lavorato proprio per darci una mano, come dice il testo della canzone, cioè i significati all'interno della canzone sono proprio compatibili a questo periodo storico e abbiamo voluto che fosse così. E allora, Pietro, sentiamone un altro pezzettino di questa meravigliosa canzone. Torneremo a stare insieme a cantare, un po' più saggi, con più amore. Bell'Italia, ti prego non dimenticare I camici imbrattati di passione che hanno fatto di tutto per poterci salvare. E ad ognuno il suo racconto per poi ricominciare, per poter guarire. Il corridoio è diventato un aeroporto nel quale ognuno può planare. Non dimenticare che siamo gente bella, gente bella, gente bella, noi, gente bella, gente bella, gente bella. Bene, adesso passiamo a Stefano. Stefano, cosa dici? La tua dimensione come cantante la conosciamo e come musicista la conosciamo, come conosciamo quella di Alberto, come conosciamo anche la professionalità di Pietro. Tu sei stato praticamente c'è un'anima che fa partire un progetto, no? E voi tre siete l'anima, tu sei una parte di quest'anima. Saluto tutti intanto, ciao Bruno e grazie per averci invitato, saluto gli altri due pazzi come li chiami tu e poi saluto tutti gli ascoltatori. Allora sì, ci sono anche cose simpatiche in questa canzone, se parliamo di quello che è accaduto prima di realizzarla, perché Alberto mi chiama e mi dice guarda ho scritto questo canovaccio che aveva già una bellissima impressione, e mi dava già una bellissima impressione, abbiamo aggiunto due cose fatte insieme, Piero ha fatto la parte, ha sviluppato una parte centrale musicale molto carina, insomma è veramente un lavoro a 6 mani, ma proprio fatto peso bello. Creato il ritornello, dico cosa te ne pare del testo, e questa è la parte, diciamo, eminentemente tecnica e musicale. Ma noi ci siamo divertiti molto a sentirci al telefono 50 volte al giorno e a creare un gruppo apposta perché ci fosse la possibilità di scambiare qualunque cavolata che tra noi artisti, insomma, ecco, viene fuori spesso. E in questo darsi da fare, poi è diventato veramente, dall'ispirazione di Alberto, è diventato un darsi da fare vero, reale, positivo, veramente per fare qualcosa per qualcuno. In questo darsi da fare stancante,
incredibilmente peso, denso anche di emozione, devo dire, perché la coda del brano è effettivamente molto molto emozionante e deriva dal fatto che c'è un obiettivo comune. Ecco, all'interno di questo eravamo stanchi, ma c'era anche molto divertimento, fare un lavoro che ci piaceva, perché sapevamo di poterlo fare per un futuro che sarebbe stato veramente prossimo, perché bisogna sempre correre. Quindi quello che penso io è che sia stata una cosa naturale, e cioè che un pezzo così, e i risultati degli ascolti ci danno ragione naturalmente, in maniera non artificiosa. Un pezzo così può nascere solo se ci sono delle sinergie naturali, non so come spiegare, artistiche sicuramente, ma naturali. Io credo che a mettere a posto la canzone insieme a Alberto ci abbiamo messo 5 minuti, vi spiego, probabilmente era già doveva uscire questa cosa, doveva uscire in maniera sicuramente tecnica, sicuramente musicale, sicuramente con uno scambio artistico, ma doveva uscire perché c'era questa esigenza ed era già ormai strutturata per farne una canzone. Allora, un elemento che è dietro le quinte oggi è al settimo cielo per quello che ha messo insieme, che ha realizzato insieme a voi, unendo tutti i pezzettini, no? Ma prima, insomma, Bruno, sei un pazzo, come faccio io in 3 giorni? Perché Alberto voleva, eravamo il giovedì, per domenica doveva essere tutto fatto. Alberto, ecco perché dico pazzi, siete 3 pazzi. Ma allora, ti dirò che non è andato in onda la domenica, ma 2 giorni dopo ce l'avete fatta, siete stati grandi. Sì. Però prima che tu intervenga vorrei fare un inciso sulla Marina Carosi. Marina Carosi la conosco anch'io da tantissimi anni. È una persona straordinaria, veramente grande, e il suo cuore ha una dimensione che è indescrivibile. Perciò mi ha fatto piacere, Alberto, che tu abbia nominato all'inizio la Marina Carosi. Anche lei è un pezzettino che poi alla fine l'abbiamo vista poco, però anche lei è un elemento di questo straordinario evento. Sì, se posso intervenire un attimo, vorrei dire che Marina la vediamo anche perché comunque 2 sue illustrazioni, 2 suoi quadri sono all'inizio e alla fine della canzone, quindi è un artista tutto tondo perché la sua vita è un'arte, insomma, diciamo così, e quindi il coinvolgimento è stata la cosa più naturale, insomma. Si dille di fare qualcosa per gli altri e lei si butta. Assolutamente. Di fare volontariato e lei butta. Ma non solo, allora, di farlo bene. E allora sentiamo un altro piccolo pezzettino, un altro inciso di questa canzone. Bella Italia, fatti grande e non dimenticare, le nostre case sono torri di controllo, viene voglia di volare. La gente è bella, la mente vola, anche se vado in para per il mal di gola. Anche oggi ne ha salvati più di ieri, quindi scelgo di starmene tranquillo e non sprecare più altro tempo, farmi assalire dalla paura. Spengo l'attivi, troppi tigi speculativi, notizie fatte a misura. Ormai il tempo sta per scadere, torneremo a ballare, ad abbracciarci per il prima, a fare festa in riva al mare. Bene. Torniamo a Pietro, scusami Pietro. La considerazione secondo me importante è riuscire a fare un pezzo che suoni da studio con un materiale che non è da studio. Cioè non è stato assolutamente facile prendere le voci a livello tecnologico, che per quello che è consentito dalla tecnologia adesso, riuscire a compattarle, a farle suonare più o meno uguali e a farle suonare, perché se uno il pezzo lo ascolta con attenzione suona molto da disco. Cioè è un prodotto pseudo professionale per quanto riguarda la parte audio, anche con un materiale con le voci che non era assolutamente non è compatibile con quello che normalmente si fa in uno studio di registrazione. Infatti noi ci siamo riproposti di rifare il pezzo con le voci in studio di registrazione in futuro, quando sarà possibile, per riuscire a farlo diventare un disco. Ma la cosa bella che ci rende fieri di questo è che anche adesso
suona da disco, quindi è venuto fuori veramente un bel prodotto. Poi è molto ma molto bello il significato che hanno le parole, il peso che ha il coro, quello che viene detto nella canzone, quindi non solo a livello di testo, ma anche a livello di musica, cioè la cosa si sposa, cioè diciamo che c'è riuscito bene, è come quando fai una ciambella, stavolta c'è riuscita veramente buona, capisci Bruno? Questo volevo dire. Adesso io non voglio dilungarmi in cose tecnologiche che poi sono un po', però è stato veramente difficile realizzarlo, è stato un problema. Tu pensi, non tu Pietro, ma Stefano, pensi che possa diventare, o non lo diciamo, il tormentone dell'estate, o non lo diciamo? Non lo diciamo per... No, diciamolo invece, ho cambiato molto la mia attenzione rispetto a quella che qualcuno definisce musica commerciale, magari confondendola con il termine popolare e una serie di cose che vanno a cozzare tra di loro. Quindi io ti dico, non solo ne parliamo, e noi vorremmo che questo pezzo diventasse, che è partito già diventando un inno, perché più volte è stato postato dalla pagina ufficiale del governatore Zaia, ma comunque dalla regione, quindi voglio dire, al di là di questo appoggio che non è politico, che è solidale, noi vorremmo che diventasse il tormentone della primavera inoltrata, poi dell'estate e poi dell'autunno, sperando però che questo serva ad alleviare diciamo, le giornate di tutti, ma che si vada verso un percorso in cui ci saranno sempre ovviamente meno malati, meno famiglie che soffrono, perché questo poi è il risultato finale che si deve raggiungere. Allora, prima di passare a sentire un pezzo più lungo della canzone, vorrei sentire Alberto. Vorrei fare una considerazione sull'attuale situazione di voi artisti, di voi musicisti, di coloro che ruotano intorno al vostro mondo, perché speriamo, io lo dico, mandiamo un segno anche qui di speranza, speriamo che anche per loro si muova qualcosa e in definitiva riparta l'arte. Allora, si possono dire parolacce in questo programma? Sì, si possono dire. dire. No, scherzo. Allora, ti racconto un piccolo aneddoto, e cioè il perché il colore viola sia ritenuto dagli artisti dello spettacolo un colore che porta sfortuna. Velocemente, allora, nel periodo della Quaresima, dal Medioevo in poi, ovviamente tutti dovevano star fermi e zitti e buoni, pregare e basta, e tutti gli spettacoli erano ovviamente aboliti. Quindi per 40 giorni i musicisti, i cantanti, i saltimbanchi, gli attori facevano la fame, e la Quaresima è in genere accostata con il colore viola, il colore purpureo, diciamo così, dei preti. Quindi tradizionalmente il colore viola è ritenuto favorevole, sfortunato, porta sfortuna. Ecco, adesso direi che il colore di questo periodo è il colore marrone. Beh, mi sembra interessante questa. Proprio per evitare di fare riferimenti proprio, nel senso che siamo nella puntina. No, abbiamo capito, l'ha presa larga. Ho detto che sono tre pazzi, mi ci sono messo pure io. Prometto che ci vestiremo di viola e non di marrone. Piuttosto viola che non marrone. Questo sarà il pezzo più seguito. Io posso dire una cosa, Bruno, scusate? Sì. Posso intervenire dicendo solo una cosa. Noi l'abbiamo fatto molte volte nei nostri post, nei social. Il pezzo è su YouTube, voglio ricordarlo, quindi va condiviso, perché solo così potremo renderlo veramente popolare, anche se sta facendo una strada molto bella in discesa. Devo dire che dobbiamo dire un grazie agli artisti che sono intervenuti, che vengono citati poco, ma in realtà sono presenti alla fine del video, insomma i nomi circolano, sono tutti artisti che hanno donato la loro voce assolutamente gratis, ma
scevri da qualunque tipo di richiesta particolare e veramente per un fatto solidale. Questo va detto sia alle persone che sono dei cantanti pluri, come che ne so, Erika Boschiero più che Leo Miglioranza, dei cantanti anche della nicchia veneta, ma anche quelli un po' più importanti, dai personaggi dello sport, Sara Simeoni e il marito Erminio Azzaro, quindi il giornalista Gio Alaimo. Stiamo parlando di gente che comunque si è messa insieme, sono 31 persone, i rapper, i trap giovani, persone meravigliose, tutti legati da un obiettivo comune. Questo io lo ritengo molto importante e ritengo che sia giusto ringraziarli sempre in maniera assolutamente bella e naturale come loro sono stati. Beh, ma io mi auguro che ci sarà modo e il momento giusto per ringraziarli uno per uno, magari di fronte a un pubblico enorme, perché l'obiettivo sarà quello di portarli tutti insieme su un palco. Ok, siete d'accordo? Certo, assolutamente sì, assolutamente. Bruno, vorrei intervenire un attimo per ringraziare. Con che colore stavolta? Blu, dai, blu. Va bene. Allora, no, voglio intervenire perché oltre a questi ringraziamenti doverosi vorrei anche ringraziare per la disponibilità e per la bravura chi ha montato il video. Assolutamente. Che è stato fortunato, non fortunato perché lo è come destino, ma proprio di nome. Ma lui è stato fortunato a trovare me, te lo dico io. O forse tu a trovare lui. Probabile, non dico di no. Okay. E io a trovare voi, perché siete tre amici straordinari. Assolutamente, perché lo abbiamo massacrato con tutte le nostre richieste e lui con veramente grandissima bravura e grandissima disponibilità ha fatto un video veramente professionale, e se questa canzone avrà un seguito, ed emozionante, quindi se questa canzone avrà un seguito, piacerà, non sarà solo per la musica e per le parole, ma anche per le immagini che ha montato lui, che ha montato Fortunato. Col grande supporto di Pietro. Assolutamente. Non esageriamo che non si monti troppo la testa. Bene ragazzi, allora per avere l'opportunità di sentirci insieme un'altra volta finiamo qua, perché altrimenti poi si stufano a vederci così lunga. E allora vi do appuntamento per magari un'altra pezzettino, un'altra puntata. Pensate, voi siete l'inizio di una nuova serie di trasmissioni. Quella che avevamo fatto in precedenza era Voci da. Questa non vi annuncio il titolo perché l'avete visto prima e lo vedrete dopo. È una nuova vita, ecco, diciamolo così. E vi auguro di stare sempre bene e così sorridenti, e mi auguro di poter far parte con Fortunato di questa squadra. Vi saluto. Un abbraccio. Grazie mille a tutti, saluti. Ciao. Sasso, carta, forbici e dottori, le sfide della vita che ci rendono migliori, l'alpino che si alza, la bara senza fiori, le anime diverse che o ci vivi o qui ci muori. Quanto stavamo bene, che pensavi di star male, nei ricordi colorati delle nuvole e del mare. A mio nonno che hanno chiesto di combattere lontano, e a te che chiedono solo di stare su un divano. Rispetto, fratello, a chi sta in ospedale, a chi non ce l'ha fatta, a chi sta ancora male. Gente bella che si aiuta in un unico pianeta, miliardi di anime, una sola direzione. Noi ci troveremo tutti quanti, uniti tutti quanti. Bastardo invisibile, noi siamo gente bella per chi ha dato la vita. Che gente